Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Questa mattina leggiamo insieme per la prima volta L'acqua nelle contese tra Vicenza e Padova di Natalino Sottani, con la prefazione del grande Varanini. Il capitolo che voglio leggere è intitolato La signoria di Cangrande, Vicentini contro Padova 1311-1329, è il periodo che scandaglio, il periodo di Cangrande della Scala e il periodo di Dante a Verona. I capitoli sono il capitolo 9.1, anno 1311, diversione del Bacchiglione e Padovani battuti a Casale, pagina 119. 9.2, il progetto del podestà Ponzino per riavere Vicenza, scavo del canale Brentella, pagina 125. Capitolo 9.3, la battaglia nel borgo di San Pietro, 23 settembre 1314, pagina 127, penso che sia quella allusa da Dante in uno dei suoi canti. Il punto 9.4, dalla pace del 4 ottobre 1314 alla battaglia del Brenta, a pagina 129. Capitolo 9.5, la battaglia di Porta Berica, Padovani sgominati, 31 maggio 1317. Questo a cura sempre di Cangrande, che cacciò i Padovani da Vicenza, da cui trasse origine la dedicazione della chiesa dei Servi, che in verità porta il nome Santa Maria della Battaglia, Santa Maria in Foro, della Vittoria e della Misericordia. Al capitolo 9.6, la pace del 1318, a pagina 133. Capitolo 9.7, Cangrande conquista Padova e Treviso, e la sua morte, la morte di Cangrande, il 21 luglio 1329, a pagina 134. Andiamo a leggere questi capitoli. Andiamo a pagina 119 di questo libro, che forse ci racconterà qualcosa, molte cose nuove che non sappiamo, e sicuramente, eccolo qua, ci farà scoprire qualche segreto. Allora, anno 1311, sappiamo che è l'anno in cui Dante se ne va via, anzi viene cacciato da Firenze e da Roma, e deve trovare asilo e ostello qui nel Veronese. 1311 è subito diversione del Bacchiglione, Padovani alla riscossa sgominati presso Casale. I vicentini perdono 150 uomini al ponte di Quartesolo. L'esercito padovano risale la riviera, occupa Longare e abbatte l'Arosta, 1312. Cangrande sbarra ancora il Bacchiglione e conquista il castello di Montegalda. Racconta Ferretto, credo che sia Ferretto de Ferretti, che quando la notizia della sconfitta giunse a Padova, nelle genti stordite e addolorate,
immediatamente corsero alle armi in modo disordinato e si precipitarono a briglia sciolta verso Vicenza. Al ponte di Barbarano, villaggio al confine tra le due città, trovarono il transito interrotto dal fiume in piena per le grandi piogge di quei giorni e furono quindi costretti a rientrare e a rinviare la vendetta. I padovani non si erano assolutamente rassegnati alla perdita di una preda tanto preziosa. Non era ancora passato un mese dalla loro cacciata che assoldarono grande numero di cavalieri e soldati e chiamati tutti i cittadini in raccolta, scrive Ferretto, così li incitavano, virgolette, chiunque vuole che la libertà del popolo padovani resti salva ed intera, segua il carroccio, chiuse virgolette. Questo esercito alla fine del maggio 1311 si avviò verso Vicenza. Qui, fin dai primi giorni della liberazione, era stato nominato un vicario dell'imperatore al governo nella persona del pisano Vanni Zeno, al quale toccò di organizzare la resistenza. Lo scontro tra vicentini aiutati da Cangrande avvenne in una località prossima a Casale che i Marsari chiama Merdarolo. Ecco come Pagliarini descrive la battaglia sottolineando il ruolo determinante che ebbero le donne vicentine. Virgolette. Approssimandosi adunque i padovani col suo carroccio insieme con alcuni vicentini ribelli alla sua patria, fu attaccato il fatto d'armi. Sanguinosamente combattevano padovani per recuperare la perduta città e i vicentini per la libertà acquistata. Correvano in ogni luogo rivoli di sangue, di passo in passo erano soldati ammazzati, cavalli senza cavaliere correvano per le aperte campagne e molti restarono morti. Le donne rinfrescavano i stanchi col mangiare e bere, mendicavano i feriti a quelli che combattevano, anteponevano figlioli, mogli e la sua roba e baciavano quelli che morivano. Accorrevano con i cappelli sparsi in mezzo a dei squadroni per aiutare i mariti, i figlioli, i fratelli e i suoi genitori e gli davano speranze della sua salute. Finalmente i padovani, stanchi della battaglia, furono rotti, sconfitti e messi in fuga. Voltarono le spalle e fuggirono. I vicentini, ricordevoli della sua virtù, li perseguirono e i padovani, essendo messi in fuga, ruppero il ponte del Quartesolo, acciò che i vicentini non li seguissero più oltre. Il luogo ove furono dissipati e sconfitti padovani, i nostri maggiori vollero chiamarlo Merdarolo e fino al giorno d'oggi ritenne questo nome, chiuse le virgolette. Molti furono i padovani presi prigionieri, alcuni di questi furono condannati ad una morte crudele, meritando il biasimo aspro del concittadino Ferretto. I vincitori, concluso l'inseguimento al ponte sul Tesena di Quartesolo, corsero a Longare, dove ancora una volta
deviarono il Bacchiglione. Precisa il Ferretto che quando i Padovani dominavano Vicenza, sul fiume della Riviera avevano costruito con pietre e cemento uno sbarramento a forma di testuggine affinché l'acqua fluisse tutta verso Padova. Dopo la battaglia i vicentini, in odio a Padova, li distrussero come furie. Questa opera per dirigere le acque verso Albettone in danno ai nemici. Ne costruirono un'altra, questa volta sul Bacchiglione, con legni, arbusti e ogni genere di sassi e di terra ammucchiata, in modo da impedire che l'acqua fluente le erodesse. Poiché l'imperatore con il proprio esercito stava per ricongiungersi con quello dello Scaligero, cioè Cangrande, Padova, temendo un attacco alla città, decise di chiedere all'imperatore Arrigo la grazia. Questa fu concessa il 9 giugno. Condizioni pesantissime quali il diritto imperiale di nominare il podestà e il pagamento di 100.000 fiorini d'oro. A ricevere il giuramento di fedeltà a Padova fu incaricato ancora una volta Aimone, che incautamente promise la riapertura dell'acqua del Bacchiglione, così che, tornato a Vicenza, fu sconfessato e costretto a fuggire a riprova di quanto fosse ancora grande il risentimento dei vicentini. Nel frattempo, il governo cittadino aveva prodotto un nuovo statuto contenente una disposizione assai pesante per i padovani, in quanto così recitava, virgolette, stabiliamo e ordiniamo che il fiume Bacchiglione fluisca verso il territorio di Este, per il vecchio alveo lungo il confine di Costozza, Castagnero, Mossano, Barbarano, e che i patrioti di Varone, di Faischeda e di Saianiga in Sossano, che fino ad ora stettero chiusi per lungo tempo e che furono devastati dal dominio padovano, siano riaperti e riparati e per poi rimangano aperti, e che questa rosta di Longare non sia abbassata più di mezzo piede. Appare evidente il proposito che la maggior parte dell'acqua corresse verso tutti i comuni della Riviera, che verso Padova fosse lasciata soltanto quella che superava la rosta abbassata di mezzo piede, centimetri 17, forse per non andare a secco il tratto tra Longare e Montegaldella, territorio ancora vicentino. Tale situazione, assai difficile per i padovani, si protrasse per alcuni mesi e soltanto il 27 gennaio 1312, grazie alla perorazione appassionata di Alberto Mussato, lo storico che faceva parte di una delegazione patavina, l'imperatore Arrigo emanò un diploma che ordinava ai vicentini di liberare il Bacchiglione e di restituire ai proprietari i poderi sequestrati al momento della liberazione. Ma i vicentini non defletterono e la rosta restò al suo posto. Qualche tempo dopo
Il senato padovano, forse credendo che Arrigo stesse per essere spodestato e temendo che Cangrande, nominato vicario imperiale a Vicenza, lo divenisse anche nella loro città, decise di resistere, di dare la parola alle armi, contando sugli aiuti dei Trevigiani, dei Feltrini ed altri. Così nel mese di aprile 1312 l'armata patavina mosse verso Vicenza e, sopraffatto il presidio, si fermò al ponte di Quartesolo. C'è anche la figura, una fotografia nel libro a pagina 122, ricostruzione ideale del ponte sul Tesina di Quartesolo, per preparare l'attacco alla città. Ecco come racconta il fatto Mussato. I padovani erano fermi al ponte quando videro venire verso di loro le milizie dei Vicentini con i vessilli dell'impero, del comune e con le insegne degli scaligeri spiegate al vento. Erano due schiere, la prima con 150 soldati che portavano le insegne, l'altra più numerosa giungeva all'incirca 300 passi indietro. Quelle avanguardie di cui abbiamo appena fatto cenno, mentre le forze padovane non avevano ricevuto alcun ordine, in modo disordinato si lanciarono come sconsiderati in un impari scontro e subito, tra grandi clamori, entrambe le parti cominciarono il combattimento. Allora la questione fu risolta con le spade. I Vicentini facevano parte della prima schiera, sia perché incontrarono le milizie scelte dei Padovani, o forse perché temevano un insuccesso nella battaglia. Colti dal panico, voltarono le spalle per fuggire. Quindi vi fu strage di questi combattenti, perché quasi tutti furono uccisi in battaglia, mentre l'altra squadra, più numerosa, si diede alla fuga. Fine delle virgolette. I vincitori non azzardarono però un attacco alla città, temendo il valore di Cangrande, delle sue milizie, e dedicarono alle consuete scorrerie e ruberie in molti comuni dell'Alto Vicentino, mentre Cangrande, non più costretto alla difesa di Vicenza, faceva altrettanto, portando incendi e rovine nelle valli prossime a Padova. Ebbero allora inizio anni in cui i territori padovani e vicentini furono continuamente oggetto di aggressioni, incendi, devastazioni, ruberie da ambi i contendenti. In ragione di ciò, molti degli abitanti sopravvissuti agli eccidi si rifugiarono nelle città protette da mura sicure e da campagne, e le campagne si svuotarono. All'inizio del mese di luglio del 1312 i padovani, approntata una nuova compagine di soldati cavalieri, vennero nel Vicentino risalendo la strada della Riviera per liberare il corso del Bacchiglione, tuttora chiuso. Ancora il Mussato racconta, virgolette, da alcuni giorni i padovani inutilmente tentavano di attraversare il fiume, di
il fiume. Gli esploratori avevano riferito che nessun ponte sullo stesso fiume era incustodito, per cui non era possibile giungere a Nanto, un villaggio alle pendici dei Colli Iberici. A quel punto le milizie padovane, con le tenebre della notte e senza fare rumore alcuno, portate a riva del Bacchiglione, tavole, travi, prima dell'alba, infissero sul fondo dell'alveo dei piloni sui quali appoggiarono delle tavole, formando un ponte e guardando così l'altra riva. Allora, con clamore di trombe e con molto tripudio, le milizie si diressero verso Vicenza lungo la strada libera. Giunsero indisturbati al villaggio chiamato Longare, ove era un munitissimo forte che i vicentini avevano costruito sopra l'opera che ostruiva il passaggio dell'acqua. Trovarono quello indifeso, poiché i sorveglianti erano fuggiti sul vicino monte. Dopo di averlo occupato, mandati avanti degli esploratori, tutto l'esercito procedette con le insegne alzate fino a Longare, che distava forse 2-3 mila passi dalla città. Era il 23 luglio 1312 e poterono finalmente riaprire, dopo oltre un anno, la via di Padova al Bacchiglione. Piantato poi il campo sul posto, festeggiarono la vittoria con le provviste depredate ai contadini, in particolare con il vino trovato nelle fresche caverne o covoli di Costozza, mentre riporta il Mussato, Cangrande aveva Cangrande osservava impotente tanta rovina dalla cima del monte sovrastante il campo padovano. Solo verso la fine di settembre, nell'impossibilità di affrontare in campo aperto Cangrande, che saggiamente lo evitava in attesa di momenti migliori, l'esercito padovano concluse la campagna di saccheggi e rientrò in patria. Intanto, rincuorati dai successi del loro partito, molti guelfi fuggirono da Vicenza e andarono a ingrossare le file padovane, ricordandoci che anche allora era usuale saltare sul carro del vincitore. Già a gennaio del nuovo anno, Cangrande, con una rapida scorreria, conquista i castelli di Camisano di Lozzo. Quest'ultimo nodo importante per il controllo del Visato, la difesa di Padova, ma poi rientra in Verona, mentre al solito l'esercito padovano si vendica infierendo su villaggi veronesi. Il 12 maggio 1313, irritato dalle continue insubordinazioni, Arrigo mette al bando dell'impero la città di Padova, dichiarandola
ribelle e contumace. Il successivo 21 giugno i padovani tentarono un ennesimo attacco, stavolta direttamente a Verona, ma l'esito non fu fortunato, per cui al solito la loro rabbia si scaricò su molti villaggi del contado, da Arcore a Montorio, da Caldiero a Soave. La vendetta di Cangrande non tardò molto. Alla fine di settembre tornò a Longare con le sue truppe, chiudendo una volta ancora il corso del Bacchiglione. I padovani vennero qualche giorno dopo in forze e riaprirono la rosta. Quindi, riporta il Ferretto, decisero di costruire un altro argine e una palizzata per impedire che i vicentini potessero richiudere il fiume. Già avevano iniziato il lavoro quando, ritenendo di non poter poi difendere la fortificazione, la abbandonarono incompiuta e tornarono a Padova. Partiti i padovani, Cangrande di nuovo serrò il Bacchiglione. Sopravvenne un rigido inverno e la neve abbondante indusse tutti a sospendere ogni azione, restando tuttavia il Bacchiglione sempre deviato. Fallita una iniziativa di favorire un accordo di pace tra veronesi e padovani da parte dei trevigiani, Cangrande riprende l'azione nel febbraio 1314. Punisce questi ultimi rei, a suo avviso, di aver volutamente chiusa la trattativa. Occupa infatti e saccheggia more solito alcuni centri come Fontaniva e i borghi di Castelfranco. Subito dopo, a metà aprile, entra nel territorio padovano, assedia la fortezza di Montegalda, caposaldo assai fortificato dal quale partivano le milizie di quel paese per demolire la rosta. Il castello, riferisce Ferretto, era presidiato da 150 stipendiati, i quali, dubitando di poter resistere agli assalti di Cangrande e forse fuoriuscite le false promesse, consegnarono la fortezza e il loro capitano al veronese. Questi distrusse poi con il fuoco e il forte e rientrò a Vicenza portando seco anche il capitano tra i prigionieri. Dicono i cronisti che Cangrande, non attaccando la città, perse una grande occasione. Infatti, negli stessi giorni erano sorti a Padova grandi tumulti tra le diverse fazioni, tra i Guelfi e i Ghibellini. Vi furono uccisioni, violenze e alla fine venne podestà Ponzino dei Ponzini, che si mise a capo della parte maggioritaria decisa a continuare la guerra con Verona per riconquistare Vicenza, alla quale i padovani non volevano assolutamente rinunciare. Già il 13 giugno Ponzino tentò un'azione notturna contro detta città, ma avendo incontrato ben presidiati sobborghi, tornò alla base non prima di aver razziato tutto il bestiame trovato. Da quel momento egli levò un grande progetto: risolvere dapprima
il problema dell'acqua e preparare la battaglia decisiva contro i veronesi e i vicentini. Ci fermiamo qua al capitolo 9.2 che riprenderemo con un altro filmato. Grazie se mi avete ascoltato. Eder Production, Renato De Paoli, Isole Sparse, Università. Mettete un mi piace, schiacciate la campanella e mettete un commento.